Questa è una regione che ha 70 milioni di presenze e oltre 18 milioni di arrivi, quindi è una regione che fa del turismo l'asse portante. Per noi la definiamo la prima industria del Veneto, non perché sia un'industria, ma perché di fatto anche in termini di fatturato è molto importante, è la prima economia del Veneto. È ovvio che per noi la parola d'ordine è innovare, e innovare significa oggigiorno innovare anche in termini digitali, cioè l'attenzione è alle nuove forme di approccio con il turista che devono cambiare. Il turista oggigiorno si muove anche da solo utilizzando lo smartphone, utilizzando i siti, i social network e quant'altro, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere sul pezzo e diciamo che il gap che purtroppo oggi il settore pubblico e anche il settore privato in Veneto ha nei confronti del digitale è ancora abbastanza alto. La gestione delle destinazioni sta cambiando e purtroppo sono in mano alle OLTA, e quindi noi rischiamo di subire questo processo se non lo governiamo. Il convegno di oggi ha proprio questa finalità, cioè quella di andare a gestire questo percorso e far sì che anche la Regione dal punto di vista istituzionale, con questi tavoli che sono stati creati e dove partecipano anche altre regioni, diventi un punto di riferimento proprio nella gestione digitale del turismo.